In questo convegno abbiamo parlato di tutelare le api, ma se realmente vogliamo tutelare le api, prima bisogna tutelare gli apicoltori, perché sono gli apicoltori i custodi reali delle api. In natura purtroppo non riescono a sopravvivere da soli. C'è anche da dire una cosa, che il 4% totale degli apicoltori a livello nazionale sono professionisti, soltanto il 4%, ma i professionisti detengono il 56% delle api a livello nazionale. Uno dei focus di questo congresso è stata l'analisi del mercato mondiale del miele e soprattutto l'analisi delle numerose adulterazioni che provengono soprattutto dai paesi extra UE. Aiutiamo il settore dell'apicoltura italiana, aiutiamo le nostre aziende a sopravvivere, comprate miele italiano, leggete l'etichetta, date una mano alle aziende e soprattutto fecondate i vostri territori attraverso l'attività di impollinazione che le api fanno e che viene garantita da queste aziende che sono distribuite in tutte le nostre regioni. Questa eccellenza del nostro paese va tutelata, comprate miele italiano. Le api nel 2023 hanno rischiato di morire di fame, sono sopravvissute grazie agli apicoltori. Qual è stato il problema? Una stagione terribile, pioggia, freddo, ma anche il fatto che non ci sono più molte piante nettarifere. Ecco perché come Associazione regionale degli apicoltori del Veneto, insieme ai Lions, alle amministrazioni comunali, ai cittadini, sollecitiamo la piantumazione di piante e di cespugli che siano dedicati alle api, con essenze quindi pollonifere e nettarifere. È un modo per aiutare le api a sopravvivere, a svolgere la loro funzione importante di impollinazione e anche per produrre del miele. Un miele che è sempre più in crisi in Italia perché soffriamo l'importazione dall'estero di un miele che non è assolutamente miele. Come presidente di UNAPI stiamo lavorando con le istituzioni europee già da molti mesi affinché il percorso della nuova direttiva miele arrivi fino in fondo, soprattutto che venga potenziato il sistema dei controlli dell'Unione Europea attraverso nuove tecniche innovative per scovare le frodi e le adulterazioni. Questa è la nostra mission, è la mission di UNAPI. Le associazioni territoriali fanno questo nelle nostre regioni e sui nostri territori. Associatevi, venite in casa UNAPI perché la divulgazione e la formazione è l'essenza fondamentale del nostro lavoro.